Sosteniamo da tempo che una politica migratoria fatta bene, senza slogan, con accordi mirati, sarà importante. Parole del presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro, in merito alla mancanza di lavoratori che interessa in modo trasversale il settore manifatturiero e terziario. La sua proposta: pensare ad una politica di inclusione e occupazione con accordi presi già dal paese d'origine dei migranti. Questo al fine di affrontare la desertificazione demografica del nostro territorio, che già oggi, partendo dalla provincia di Treviso, specchio delle altre realtà provinciali venete, vede una diminuzione del 30% del tasso demografico. Significa che nel 2030 in Veneto saranno 180.000 le persone in età lavorativa in meno. Il sistema lavoro è in continuo movimento e quindi le politiche anche di welfare che le singole aziende stanno portando avanti danno una nuova visione del lavoro e del modo di approcciare il lavoro. Quindi l'altra sua proposta: chiedere al governo di mettere a terra il PNRR e portare avanti eventuali modifiche in accordo naturalmente con l'Europa, specie per quei famosi 20 miliardi di euro di progetti sfumati, vedi tra gli altri il Bosco dello Sport di Mestre, e di cui le aziende potrebbero portare avanti le nuove progettualità in qualità di soggetto appaltante. In una unione, in un unisono, in una visione che deve essere appunto comune. Se ne è parlato a Marghera in occasione della presentazione del Patto per la coesione sociale, firmato con CGIL, CISL e UIL. In evidenza anche le 30.000 aziende venete a rischio infiltrazioni mafiose. È evidente che rispetto a questo noi, attraverso il patto, anche accendiamo una luce e costituiamo in qualche modo un presidio. Veneto che farà sentire forte la propria voce a Roma, considerato che dopo Assolombarda rappresenta la seconda più grande Confindustria d'Italia. Queste sono le nostre proposte che andranno sviluppate partendo dal patto che abbiamo sottoscritto, perché il patto è un punto di partenza che richiede gambe e richiede interventi che dovremo condividere assieme a Confindustria.